Buongiorno e buon inizio settimana a tutti, buon lunedì, rieccoci puntuali in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali per raccontarvi le notizie, i fatti principali di questo lunedì. Parleremo chiaramente ancora dell'allarme furti, parleremo della sentenza, perché è attesa la sentenza nel processo per la morte di Davide Rebellin, ma ci sono davvero tante notizie di cui darvi conto e poi ci saranno nella seconda parte degli approfondimenti con i nostri ospiti come sempre. Parleremo di sicurezza e parliamo subito di sicurezza, perché sabato notte a Marghera ci sono state delle auto date alle fiamme. La mattina tra Mestre e Marghera le due clamorose spaccate in una tabaccheria e in una pasticceria di cui vi abbiamo proprio raccontato in diretta. Oggi il punto stampa del comune con le misure proprio contro il crimine. Allora ci colleghiamo con la nostra Anna Maria Parisi insieme a Sandro Ponchio, con loro Sebastiano Costalonga, assessore del comune di Venezia. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno Francesca. Allora partiamo dagli episodi di cronaca che hai citato tu, sono quelli relativi a sabato, giornata veramente molto compulsiva per quanto riguarda la sicurezza in città, in terraferma tra Mestre e Venezia, che si è conclusa con le due auto date alle fiamme da una bomba Molotov gettata da un ragazzo. Erano circa le 22 di sabato sera in via del Lavoratore, tra via del Lavoratore e via Don Orione, quando è scattato l'allarme. Le bombe sembra per un regolamento di conti, ma il condizionale è d'obbligo per questioni legate alla droga. Giornata iniziata con una mattina di furti, rapine, spaccate in città, con prima furto scasso con tombino in una tabaccheria di Piazzale Concordia a Marghera, e poi poco dopo un altro furto di torte, perché i ladri non hanno trovato null'altro che quelle, perché i soldi che cercavano non c'erano, proprio in centro città, in via Allegri. E allora con l'assessore Costalonga, che ringrazio anche per essere venuto, aver interrotto un attimo la sua conferenza stampa, il punto per rivitalizzare la città, assessore Costalonga, partendo e continuando proprio da una delle zone, quella che viene definita da sempre la zona calda della città, in via Piave. Lei è assessore al commercio, Sebastiano Costalonga, ha detto una frase prima in conferenza stampa: i negozi come sentinelle del territorio. Sì, sono il presidio sicuramente del territorio e danno la vitalità alle nostre città, e quindi noi dobbiamo assolutamente essere al loro fianco e difenderle. Sono episodi, quelli che sono accaduti, sono gravissimi e la situazione, io continuo a dire che l'intervento dello Stato è assoluto, deve intervenire, però è anche vero che questa situazione certifica il fallimento di tutti quei buonisti che nel tempo hanno depenalizzato certe pene, come lo spaccio, come altri fenomeni di microcriminalità, che portano poi a eventi ben più gravi, come l'omicidio del ragazzo di Giacomo. Quindi il fallimento di tutti quei buonisti che nel tempo hanno cambiato le leggi e hanno portato a far così intendere che l'Italia, per venire in Italia, si può fare quel che si vuole. Allora, e quindi... in tal senso, sì, mi scusi se la interrompo, assessore, in tal senso come giudica, visto che ha reputato come fallimentari le leggi precedenti a Nordio, come giudica il nuovo decreto sicurezza di Nordio? Allora, il nuovo, sicuramente si mette mano a una situazione che deve essere presa per mano e portata a una
diciamo a una risoluzione molto più precisa, attenta e soprattutto con la certezza della pena. Cioè una persona che viene arrestata deve assolutamente rimanere in galera, invece attualmente le persone continuano a essere arrestate. Qui noi facciamo un gran lavoro con la polizia municipale nel nostro piccolo, ma continuamente le persone che prendiamo tempo 2 ore sono fuori, e quindi sicuramente bisogna mettere mano a questa situazione. Il decreto sicuramente va nella direzione giusta, ma non basta. Ma non basta. No, esatto, non basta, bisogna avere, sì, perché purtroppo noi dipendiamo anche da delle logiche europee che vanno in contraddizione rispetto a un asprimento delle pene, un asprimento in tal delle senso cose. il braccio lungo dello Stato qui nel territorio è la prefettura, l'organo Certo. di governo. Quando il prossimo incontro in prefettura per quanto attiene l'ordine e la sicurezza? Ma io purtroppo sono dell'attività commerciale, non però so, però sicuramente parlavo con la mia, no? con la mia collega, l'assessore Pesce, e sono lì pronti per fare l'incontro per decidere come muoversi. È logico che questi fenomeni sono di una gravità assoluta, cioè qua stiamo parlando di altro, però è sempre collegato allo spaccio, a quel business che deve essere fermato. Criminalità legata allo spaccio. Sì, e noi infatti come amministrazione cerchiamo di muoverci in tutte le direzioni. La fiera di Via Piave, che è un evento che facciamo una volta al mese, e che adesso appunto qui abbiamo la locandina che si può vedere, ecco, rifacciamo le 3 giornate ottobre, novembre, dicembre, e spostiamo alla domenica mattina, perché vogliamo che le famiglie possano tornare tranquille a passeggiare in una via che nella logica ormai dell'opinione pubblica è diventata una via che sembra il Bronx. Non è vero. È pericolosissima. Sì, non è vero, assolutamente non è vero. Ci sono appunto queste persone che delinquono e continuano a spacciare e continuano a essere prese e rimesse fuori, e quindi noi continuiamo a fare il nostro lavoro. E questo sicuramente è chiedere ai cittadini di tornare a vivere nella normalità e ripopolare la città. I commercianti sono felicissimi dell'iniziativa che noi stiamo spingendo con tutte le nostre forze. Diciamo che ringrazio le associazioni tipo l'associazione El Goia, che è l'associazione degli ambulanti, che vengono a portare le bancarelle in questa via. È una scommessa, perché appunto nella logica appunto dell'informazione Via Piave è pericolosa. Non è vero, scommettono, ci sono imprenditori che lì hanno messo la propria vita nella loro impresa, e noi dobbiamo essere lì con loro. Sono d'accordo col fatto di sostenere il commercio, perché è appunto, come diceva lei, la sentinella, no? I negozianti sono una tra le prime sentinelle del territorio, quindi tra le misure per combattere il crimine del comune di Venezia, naturalmente le feste che ripopolano la città, la via, le strade, e quindi si ricomincia e si continua con Via Piave per queste 3 date: domenica 20 ottobre, 17 novembre e sempre domenica 22 dicembre. Dalle 10 alle 20. Quindi dalle 10 del mattino fino alle 20 Anna, di sera. ti devo interrompere. tutta una Via Piave Anna, scusami. Ti devo interrompere perché c'è la sentenza per il processo di Davide Rebellin. Andiamo subito in aula a Bunker a Vicenza. Ok. Sì, ma vuoi che andiamo su antenna? No, mi sta... Ah, ok. Allora, è atteso appunto a minuti, a secondi, a Vicenza ci sarà la sentenza del processo per la morte di Davide Rebellin, imputato Wolfgang Rieche, 63enne, che il 30 novembre 2022 a Montebello Vicentino travolse e uccise il campione veneto di ciclismo. Il camionista tedesco... No, stanno ancora... Il camionista tedesco inizialmente, subito dopo l'incidente, lo ricorderete, si fermò ma poi ripartì per la Germania. Per questo il reato di omicidio stradale di cui è accusato Rieche è aggravato dalla fuga, e per questo reato il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 5 anni di reclusione. Queste le immagini
vediamo, non è ancora il momento della sentenza, mi sembra di capire. Un attimo che leggo in tempo reale. Carlo, tu ci senti? Carlo Inghilleri, immaginiamo sia all'interno dell'aula del Tribunale di Vicenza in attesa lui stesso di sentire insieme a noi, insieme a voi, quella che sarà la sentenza del processo per il camionista tedesco. Non riusciamo a sentire quello che sta dicendo in questo momento il giudice. Non c'è il pubblico ministero, quindi si sta attendendo che in aula arrivi il pubblico ministero per leggere la sentenza. Allora facciamo così, chiedo alla regia, al nostro Mattia Pizzaia insieme a Fabio Faliero di mantenere, grazie, così io intanto vedo nella mia finestra sul monitor la corte inquadrata. Vi leggerei subito il sondaggio di oggi sullo scontro all'interno del governo. Il quesito è proprio questo: scontro nel governo, giusto tassare le banche. Il Ministero dell'Economia studia l'introduzione di un prelievo sugli extra profitti delle banche, ma è scontro appunto all'interno dell'esecutivo. Roba da Unione Sovietica, ha detto il vice premier Tajani, scontro soprattutto tra Lega e Forza Italia. Il quesito è questo: se la vostra risposta è sì, il numero 0422 16 691, se la risposta è no, il numero da comporre è lo 0422 16 690. La chiamata è gratuita, basta uno squillo perché venga correttamente registrato, e anche se sentite occupato non preoccupatevi perché la vostra risposta verrà correttamente registrata all'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring in diretta a partire dalle 21. Allora, in attesa della sentenza, ve lo ricordiamo, questione proprio di pochissimi minuti, e quindi chiedo alla regia in una comunicazione continua, eventualmente mandiamo in onda i nostri servizi e poi siamo pronti ad interromperli per sentire quella che sarà la decisione della Corte. E allora andiamo a Udine, perché dal pomeriggio di ieri fino alla mezzanotte di oggi il perimetro nell'area sportiva dei Rizzi è zona rossa in vista della sfida in programma questa sera per la Nation League tra Italia e Israele. Le ultimissime le ascoltiamo con Monica Nardini. Ci troviamo nella cosiddetta zona rossa, il perimetro dello stadio oggi off limits a persone e auto non autorizzate fino almeno all'apertura dei varchi per chi ha preso il biglietto per la partita tra Italia e Israele di Nation League di questa sera, che sarà avviata alle 20:45 qui al Blue Energy Stadium. Vedete l'imponente macchina di sicurezza che è stata predisposta, tantissimi gli steward, gli agenti della polizia, dei carabinieri e anche della Guardia di Finanza, con anche i nuclei antisabotaggio e cinofili in azione per tutti i controlli del caso. Qui ci troviamo tra il centro Bruseschi, appunto la tribuna nord, fervono i preparativi, vediamo anche i parcheggi, ci sono delle limitazioni chiaramente ai non autorizzati. Qua, come detto, per la partita di questa sera è stato creato un doppio cordone di controllo, un doppio prefiltraggio. L'invito da parte delle forze dell'ordine già da giorni è per chi questa sera assisterà alla partita, ha acquistato uno dei tagliandi, sono quasi 12.000 i tagliandi venduti, distribuiti per questa partita, e di venire con un congruo anticipo proprio per superare tutte le varie fasi di controllo. Vediamo le transenne qua in via Candolini per tutta la giornata, già da ieri vietato l'accesso ai mezzi, alle persone, anche pedoni non autorizzate, controlli rigorosissimi. Chiaramente si guarda anche la situazione in centro città, dove nel pomeriggio ci sarà tra le 17 e le 19:30 una manifestazione pro-Palestina in cui sono attese tante persone. Sono state almeno una ottantina la realtà che già, come è stato detto, hanno aderito a questa iniziativa, un'iniziativa che partirà da Piazza della Repubblica e giungerà fino in Piazza 20 settembre. Anche qui grandissime le misure di sicurezza, con anche limitazioni al traffico nelle vie che saranno appunto coinvolte in questa manifestazione, e poi ovviamente osservate speciali oggi in questa giornata
aggiornate e anche già da ieri le aree dove sono accolte le rispettive nazionali. Vi mostriamo insomma una parte della situazione degli agenti, della polizia. In questo momento la situazione appare tranquilla, i varchi per chi dovrà accedere ovviamente allo stadio per la partita saranno aperti intorno alle 18:30, quindi prima si arriverà per i controlli, prima si avrà la possibilità di entrare per tempo. Questa mattina anche gli addetti ai lavori allo stadio ovviamente hanno dovuto sottostare a una serie di controlli, c'è stata anche la bonifica dell'area nel primo mattino per assicurare che tutto proceda per il meglio, che tutto sia in sicurezza. Allora, da rispettare dunque le attenzioni per chi si troverà nell'area, per le restrizioni al traffico e, come detto, importante sarà partecipare con tutti i documenti, tutte insomma anche le tempistiche necessarie a poter assolvere a questi controlli. E questa dunque è la situazione a Udine in vista della partita di questa sera. Intanto in centro a Padova presidio degli attivisti pro Palestina per annunciare l'adesione alla manifestazione a Udine dove appunto questa sera l'Italia giocherà allo Stadio Friuli contro Israele. Partiremo da tutto il Veneto, lunedì a Udine c'è una partita Italia-Israele. Noi crediamo che sia inaccettabile che in questo momento, di fronte a delle stragi che stanno avvenendo, ci sia una partita di calcio che possa far dimenticare lo sterminio che sta avvenendo sia in Palestina che in Libano. Saranno almeno un centinaio gli attivisti veneti pro-Palestina che partiranno per Udine aderendo alla manifestazione nel giorno in cui nel capoluogo friulano si giocherà la partita valida per la Nations League tra Italia e Israele. Noi chiediamo di fermare l'arroganza di uno Stato che crede di essere fuori dalle regole internazionali. Israele, dopo aver commesso e sta commettendo un genocidio a Gaza, bombardando scuole, ospedali, chiese, adesso ha attaccato il Libano, sta invadendo il Libano e, come non gli bastasse, ha attaccato anche le basi dell'ONU, che sono basi di pace per osservare quello che sta succedendo. Gli attivisti rifiutano però l'etichetta di antisemiti. La loro protesta è contro il governo dello Stato di Israele, dicono. Noi non siamo assolutamente antisemiti, siamo contro lo Stato di Israele, siamo contro uno Stato sionista che applica l'apartheid. Nelle nostre fila non ci sono persone antisemite perché i palestinesi stessi sono di origine semita, pertanto è un'assurdità dire che i palestinesi siano antisemiti. Insomma, un clima incandescente in questa vigilia della partita di Nations League tra Italia e Israele. Lasciamo questa pagina ma continuiamo con la cronaca. Andiamo subito ad Abano Terme con la nostra Valentina Visentini insieme a Cristian Roque Allende per tutti gli aggiornamenti sull'incendio all'hotel Alexander nella notte tra sabato e domenica. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno. In queste ore il sindaco di Abano, Federico Barbierato, firmerà un'ordinanza per chiedere la bonifica dell'intera struttura dell'hotel Alexander che vedete alle nostre spalle e il ripristino degli impianti che sono stati distrutti durante l'incendio che ha provocato tantissimo fumo e molto panico nella notte tra sabato e domenica, costringendo appunto l'albergo a evacuare tutti i 273 ospiti che al momento si trovavano all'interno della struttura. Una ordinanza necessaria proprio per garantire il ripristino completo della struttura che è, lo ricordiamo, agibile ma ovviamente chiusa finché non verrà sistemata e riportata all'ordine. Tanta la paura nell'hotel Alexander che è qui ad Abano, è molto conosciuto, ovviamente uno dei più grandi hotel della città termale, pieno al momento dell'incendio che si è sviluppato sabato notte, che ha provocato tanto fumo perché c'era un congresso all'interno e gli ospiti congressisti sono stati tutti già trasferiti e ridistribuiti. Sono 91 ridistribuiti nelle altre strutture alberghiere qui di Abano. Buone notizie anche per quanto riguarda ovviamente i ricoverati che già ieri erano stati dimessi, ne restano ricoverati solo 3 che hanno subito delle fratture negli attimi concitati dell'evacuazione della struttura e sono attualmente ricoverati in ortopedia all'ospedale Sant'Antonio di Padova. Ma ricostruiamo con la voce proprio dei protagonisti di questa vicenda, le testimonianze degli ospiti e anche del direttore dell'albergo, quanto è accaduto
nella notte tra sabato e domenica all'hotel Alexander. Dormivo quando ho sentito urla venire dal corridoio e contemporaneamente svegliandomi ho sentito un flusso di fumo incredibile. Ho capito che c'erano persone che correvano da qualche parte, che urlavano, qualcuno diceva la scala è di qua, venite. L'ospedale ha dato tutte le coperte, quelle leggere. No, perché qua sono usciti in pigiama. Ho respirato per tutti i piani che ho sceso dal sesto fino a giù. Un fumo talmente denso che non si vedeva assolutamente niente. C'è chi corre terrorizzato e praticamente alla cieca verso l'uscita, cadendo e facendosi male per cercare di salvarsi. Chi si cala con i lenzuoli, chi, bloccato al sesto piano come una famiglia con un bimbo piccolo, deve la vita ai pompieri in azione con l'autoscala per portare a terra la gente. Sembra un film catastrofico, è la realtà di una notte di terrore vissuta in uno degli hotel più noti delle terme di Abano, l'Alexander Palace. 273 ospiti presenti, turisti da tutto il Veneto, a decine anche dalla Marca. E poi un congresso internazionale dedicato allo yoga, tra i partecipanti un gruppo di monaci induisti che arriva da Los Angeles. Ci sono le fiamme, ma c'è soprattutto il densissimo fumo nero, letale se respirato a lungo. Un super lavoro di vigili del fuoco e medici, alla fine saranno 42 i feriti, tra questi 2 bimbi e un'anziana con patologie cardiache, dimessi fortunatamente nella stessa giornata. La maggior parte di loro intossicati dal fumo, 3 con fratture da caduta nel caos. Poche ore dopo, gli amici dei turisti cercano di sapere qualcosa. La nostra amica Antonella, che è a Padova, stavo aspettando appunto di sapere come sta. Le cause del rogo sono presto individuate. Una scintilla in un quadro elettrico che poi fortunatamente le fiamme sono state bloccate all'interno di questa stanza, quindi è solo il fumo quello che ha danneggiato un po' tutto. I vigili del fuoco arrivano da Abano, Padova, Piove di Sacco, Borgoricco e Rovigo. 30 operatori e 9 automezzi, tra cui 2 autoscale e una piattaforma aerea. Ci sono le forze dell'ordine, ci sono le ambulanze, attivati gli ospedali di Padova, Abano, Schiavonia, anche la casa di cura che si trova davanti all'hotel. Una prontezza cruciale per salvare gli intossicati. Devo ringraziare tutti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, carabinieri, polizia municipale, la protezione civile che è intervenuta non solo da Abano Terme ma anche dalla provincia, che hanno saputo gestire al meglio questo incendio. Ora abbiamo raccolto la disponibilità di alcuni albergatori che ringrazio, che hanno ospitato gli ospiti che hanno dovuto lasciare l'hotel. Un centinaio di turisti redistribuiti nel corso della notte grazie anche al lavoro della Federalberghi di Abano e Montegrotto, in hotel situati nelle immediate vicinanze dell'Alexander. Un altro centinaio ha invece fatto rientro nei luoghi di residenza, soprattutto Veneto e Lombardia. Ora è corsa contro il tempo per riaprire la struttura al più presto, si deciderà in queste ore, anche dopo aver stilato una lista di danni che è già pesante, almeno €1 milione. Saranno 3 piani con impianti elettrici, mobilio, sale circa €1 milione. Ma, sottolinea il direttore, l'importante è che la gente ora stia bene. E chi ha vissuto quei momenti di terrore difficilmente riuscirà a scordarli. Quando nel buio più totale, intossicato in questa maniera, non capisci neanche se ci riuscirai a fare tutti i piani, perché non sai se ce la farai a reggere respirando in qualche maniera. È così, però alla fine ce l'ho fatta. Insomma, questi gli aggiornamenti con la cronaca con le ultime novità che ci ha raccontato Valentina Visentin da Abano Terme. Vi ricordo che noi siamo sempre in attesa di ricollegarci con il Tribunale di Vicenza perché è attesa la sentenza del processo per la morte di Davide Rebellin, l'imputato Wolfgang Rieche, 63enne, che il 30 novembre 2022 a Montebello Vicentino travolse e uccise il campione veneto di ciclismo. Il camionista tedesco inizialmente, subito dopo l'incidente, si fermò, ma poi ripartì per la Germania.
Grave incidente sul lavoro questa mattina a Valdobbiadene, ne siamo in provincia di Treviso, in un cantiere per la costruzione di un'abitazione privata. Un operaio 45enne del luogo è caduto accidentalmente da un'impalcatura. Scattato l'allarme, l'uomo è stato portato a Treviso con l'elisoccorso. Sul posto lo Spisa, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno lavorato per liberare l'operaio che era caduto in una zona difficile da raggiungere. Ancora la cronaca che ci porta a Vicenza, cocaina ed eroina nascosti negli slip. Un pusher appena si è accorto di essere stato intercettato dalla polizia ha provato a disfarsi della droga ma inutilmente. Gli agenti delle volanti lo individuano in Viale Crispi a Vicenza mentre pedala in bicicletta. Lui è un nigeriano di 35 anni. Quando vede i poliziotti cerca di deviare, di cambiare strada, però non basta perché la polizia non lo molla, gli va dietro, si avvicina. A quel punto, con una mossa fulminea, mette la mano negli slip e si disfa, buttandole a terra, di alcune bustine di plastica. Fermato e perquisito, gli agenti gli trovano 450 euro in contanti e 2 telefoni cellulari. Recuperate, le bustine di plastica invece contengono 8 dosi tra cocaina ed eroina per un totale di 2 grammi. L'immigrato, con precedenti per droga, già con obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria, è stato denunciato per spaccio di stupefacenti. Poliziotti aggrediti in piazzale Cuoco a Padova. Per fermare la violenza hanno usato il taser. Fermate 2 persone, un tunisino 25enne e un 31enne filippino. Un tunisino di 25 anni e un filippino di 31 sono stati bloccati e portati in questura a Padova dopo aver circondato e aggredito agenti della squadra mobile in borghese che stavano compiendo un controllo in un bar del quartiere Guizza in piazzale Cuoco, zona al centro di episodi di violenza. Il tunisino in particolare, già conosciuto alle forze dell'ordine, ha aggredito fisicamente uno degli agenti prendendolo a calci e pugni, tanto che il poliziotto ha dovuto ricorrere all'uso della pistola taser per bloccare la violenza. Il filippino invece aveva un manganello telescopico impugnato in una mano e un coltello nell'altra con il quale ha minacciato gli operatori di polizia. Alla fine gli agenti sono riusciti a bloccare i 2 autori delle minacce e delle violenze. Oltre allo sfollagente e al coltello, il filippino 31enne è stato trovato in possesso di un secondo coltello. Accompagnati in questura è stato accertato che il 25enne, senza fissa dimora, era un richiedente asilo con precedenti di polizia in materia di spaccio e di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto il collocamento presso il CPR di Bari, dove è stato accompagnato per essere poi espulso dal territorio nazionale. Il 31enne filippino, in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stato indagato in stato di libertà per possesso ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. L'ufficio immigrazione, inoltre, ha attivato le verifiche necessarie finalizzate all'eventuale avvio del procedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo. Restiamo a Padova perché è stato un fine settimana di controlli nel quartiere Portello, fulcro della Movida. Da tempo i residenti del quartiere Portello chiedevano la presenza delle forze dell'ordine nei giorni della Movida. Nel fine settimana i carabinieri di Padova hanno così intensificato la loro presenza nelle vie più frequentate dai giovani, dove si concentrano i locali. La decisione è arrivata dopo la riunione nei giorni scorsi del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sul posto la stazione mobile dei carabinieri, un veicolo specializzato per consentire ai militari di raccogliere anche le denunce sul posto. Durante i controlli sono state identificate 30 persone. Un minorenne è stato segnalato al prefetto come assuntore di droga perché trovato con 5 grammi di hashish. Scoperti nel Vicentino 5 lavoratori in nero intenti a vendemmiare in 2 aziende vitivinicole dei Colli Iberici, erogate 2 maxi sanzioni dalla Guardia di Finanza.
Contrasto al lavoro nero durante la vendemmia. Le Fiamme Gialle di Vicenza hanno intensificato i controlli nelle aziende agricole in questo periodo in tutto il territorio provinciale. Scoperti 5 lavoratori irregolari in 2 distinte attività, a Lonigo e Orgiano. Nella prima azienda vitivinicola, su 3 lavoratori intenti a vendemmiare, 2 erano assunti correttamente. Nella seconda azienda, invece, 4 su 8 erano in nero. Per questo i finanzieri hanno elevato 2 maxi sanzioni rispettivamente di 11.700 euro e di 58.500 euro, con la diffida a procedere al recupero dei contributi previdenziali, le assicurazioni evase e la regolarizzazione dei rapporti di lavoro. All'Ispettorato del Lavoro è stata inoltre presentata una proposta di sospensione dell'attività imprenditoriale anche per una serie di omissioni in materia di sicurezza del lavoro. Restiamo a Vicenza, dove 3 ventenni finiscono nei guai dopo aver rubato sushi, tramezzini e pizzette da un supermercato. 3 ventenni, 2 italiani e un marocchino vogliono fare un aperitivo e siccome non hanno soldi vanno al supermercato e rubano sushi, pizzette e tramezzini. Ma per fortuna il boccone gli va di traverso, sì, perché vengono scoperti e denunciati. Tutto succede in un quartiere a est di Vicenza. Gli addetti alla sicurezza bloccano i 3 e chiamano la polizia. Sul posto arrivano gli agenti che recuperano nascosti nelle giacche, negli zaini, confezione di sushi, pezzi di pizza, tramezzini, bevande per un valore di 90 euro. I 3, che si sono giustificati sostenendo che volevano fare un aperitivo, sono stati denunciati per furto. Ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo. Rieccoci in diretta, vi ricordo sempre che siamo in attesa della sentenza per il processo per la morte del campione di ciclismo Davide Rebellin, corte che dovrebbe tornare nuovamente in aula tra pochissimi minuti e quindi saremo pronti ad andare in tribunale a Vicenza e quindi chiedo già scusa al sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin, se mi troverò costretta ad interromperla, sindaco, per andare in tribunale a Vicenza per la sentenza del processo. Allora, buongiorno al sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin, ben ritrovato. Buongiorno a lei e a tutti quanti gli ascoltatori. Allora, sindaco, io partirei subito dalla notizia che in questi ultimi giorni ha tenuto banco tra voi primi cittadini, questo allarme legato agli interventi con i fondi PNRR. Sappiamo che voi comuni, soprattutto lo ha detto il sindaco di Treviso, presidente ANCI Veneto Mario Conte, soprattutto voi sindaci veneti siete stati molto scrupolosi, avete fatto i progetti, avete iniziato a cantierare anticipando i soldi in attesa che dal governo vi venissero restituiti. In realtà questi soldi stanno arrivando ma con il contagocce. Sì, devo dire che siamo alle classiche battute all'italiana, nel senso che vengono promessi questi fondi, noi come sempre succede prepariamo i progetti, corriamo anche per preparare i progetti, perché vi posso garantire che c'è stata richiesta anche una mole di documentazione, ci vengono assegnati i fondi e poi i fondi arrivano per il contagocce. Devo dire che questo, tra l'altro, è uno dei tanti problemi dei fondi del PNRR, perché soprattutto anche quando ci confrontiamo fra noi sindaci, l'altro grosso problema è che abbiamo letteralmente gli uffici tecnici che sono ingolfati, perché se da una parte si parla tanto di sburocratizzazione, dall'altro lato questo non ci agevola sicuramente. Oggi seguire un bando PNRR significa lasciare da parte tutta una serie di altre progettualità e tutta una serie di altri lavori per concentrare delle persone solo questo, perché la marea di documenti, di carte da pubblicare nel portale Regi, questo portale del Ministero dove tutti i documenti certificati, sta iniziando ed è veramente molto difficoltoso. Teniamo presente che bene o male tutti i comuni hanno preso fondi del PNRR, chi sull'edilizia scolastica, chi su altre linee di finanziamento e devo dire che questo è un problema comune, primo perché è anche difficile costruire anche delle varianti stesse che poi devono essere validate dal Ministero e quindi dobbiamo avere l'ok anche perché
Ovviamente qui parliamo di progetti e di costi che continuano comunque ad aumentare, perché le materie prime sappiamo bene che sono schizzate, e quindi spesso anche chi di noi ha presentato magari dei progetti che avevano lì nel cassetto magari da qualche mese o da qualche anno, non c'è stato magari il tempo di adeguarli, e quindi con l'aumento anche dei prezzi siamo schizzati anche con le cifre. Quindi è veramente un sistema molto complesso. Noi stiamo correndo perché comunque le scadenze sono quelle che ci sono state date. Io ho per esempio in piedi un grosso contributo per quanto riguarda la realizzazione della scuola primaria di Col San Martino. Noi qui siamo abbastanza bene con il cantiere, però come dicevo prima e poco fa, anche questa mattina ho fatto il punto con l'ufficio tecnico e ho almeno 2 tecnici che sono lì davanti al computer che continuano a caricare dati. Questo inizia ad essere veramente un problema che va anche poi a scontrarsi con quello che è l'altro problema dei comuni, cioè la mancanza di personale, la mancanza di tecnici, quindi veramente siamo in grossa difficoltà. Io mi auguro che i fondi arrivino, anche perché stiamo aspettando anche una manovra di bilancio che, da quello che leggo e da quello che percepisco, non sarà sicuramente delle migliori. Tanti spunti che lei ha messo sul tavolo. Questione PNRR, questa scuola di cui lei adesso faceva accenno, è possibile quantificare cioè, i costi, quanto voi avete anticipato e quanto al momento è arrivato nel comune? Poi non so se abbiate anche un computo, un calcolo generale delle opere legate al PNRR che avete intanto iniziato a finanziare e di cui aspettate finanziamenti dallo Stato. Sì, allora noi abbiamo questa scuola che di fatto io con il fondo del PNRR ho preso 3 milioni e 100 su un totale di circa 4 milioni di euro. Ovviamente qui abbiamo una serie di risorse che vengono pagate anche dal GSE, perché comunque stiamo parlando di una scuola che è a impatto zero, quindi quelle in modalità NZEP, i nuovi sistemi anche risparmio energetico, e noi continuiamo ovviamente a mandare al Ministero tutti quanti gli stati di avanzamento, perché ovviamente speriamo di prendere quanto prima possibile tutti quanti la parte che ci spetta, anche perché un eventuale ritardo potrebbe compromettere anche la fine del cantiere. Magari questo non è il caso nostro, perché stiamo lavorando con delle ottime imprese, però questo comunque è un rischio. Ma il problema generale è proprio anche tutto quanto il portale e tutto il fatto di dover caricare tutta una serie di dati che devono essere validati, ma che abbiamo anche la paura sempre di dover magari sbagliare o avere qualche dimenticanza, con il rischio che magari ci venga decurtato l'importo. Quindi stiamo sempre veramente lavorando sempre in situazioni di emergenza, in situazioni di rischio. Ecco, l'allarme che era stato lanciato e per il quale il presidente ANCI Veneto sta entrando la Corte in Tribunale a Vicenza, sbaglio? Dalla regia forse vedete meglio. Sì, Sindaco, le chiedo di pazientare un minuto, proviamo ad andare in aula a Vicenza. La Corte mi sembra stia entrando per la sentenza del processo per la morte di Davide Rebellin. Nome del popolo italiano, Tribunale di Vicenza, visti gli articoli 533 e 535 del Codice di procedura penale, dichiara Rieke Wolfgang responsabile del reato a scrittoli e riconosciutegli le circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 bis e 62 numero 6 del Codice penale. Lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere. Visto l'articolo 222, commi 2 e 3 quater del decreto legislativo 285 del 92, dispone la revoca della patente di guida di Rieke Wolfgang e manda al prefetto di Vicenza per i provvedimenti di competenza. Visto l'articolo 544, comma 3 del Codice di procedura penale, indica i giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. Dunque il camionista tedesco
Wolfgang Rieke, 63 anni, viene giudicato responsabile e condannato a 4 anni di reclusione oltre alla revoca della patente. Poi vedremo se saremo in grado di collegarci con Carlo Alberto Inghilleri dal Tribunale per raccontarci e riepilogare questa vicenda, ma insomma 4 anni di reclusione per Rieke. Torniamo al sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin. Sindaco, il rischio appunto che aveva rilanciato il presidente ANCI Veneto Conte e dicendo che si stanno impegnando come ANCI con le prefetture è quello che se i comuni continuano ad anticipare e non arrivano i fondi dal governo si rischia di avere dei conti, dei bilanci poi pesantemente condizionati per quanto riguarda i municipi. Assolutamente sì, perché lei capisce che nei nostri comuni, pensi il mio di 8.500 abitanti, se dovessero esserci dei ritardi o non arrivare dei fondi, è chiaro che io dovrò anticipare, ma come li anticipo? Quindi inizia veramente ad essere un dato preoccupante, una situazione davvero preoccupante. Tra l'altro entro fine anno siamo anche in fase di bilancio e quindi ovviamente noi facciamo anche di conto di quelle che sono le risorse che ci restano, perché comunque la macchina amministrativa è una macchina complessa che deve andare avanti e quindi dover anche anticipare magari importi importanti come questi inizia davvero insostenibile, quindi i bilanci che fine faranno? Per cui bene il grido d'allarme, io mi auguro insomma che ANCI solleciti quanto prima e soprattutto che si riesca a portare a casa anche il risultato, anche perché non possono essere sempre comunque i comuni che vanno ad anticipare poi con il rischio anche di andare in difficoltà con il bilancio. Questo non ce lo possiamo permettere in un momento storico come questo, tra l'altro. Ecco, in un momento storico che vi vede, io vi ho definiti nel titolo degli equilibristi, nel senso che per far quadrare i bilanci tra il sociale, che sappiamo essere una voce di spesa in continuo aumento proprio a causa della situazione economica generale, dall'altra parte opere pubbliche da mettere in cantiere, da realizzare, è difficile mantenere i conti in un equilibrio che vi permette insomma poi di chiudere i bilanci in modo positivo. Sì, questo è chiaro, nel senso che non so se si ricorda anche quella battaglia che avevo fatto, quella provocazione che avevo lanciato in merito anche all'aumento dei costi dell'energia elettrica di un paio d'anni fa. È davvero difficile riuscire anche a fare oramai della programmazione, fermo restando che le amministrazioni pubbliche, avendo comunque a cuore il settore sociale, è sempre molto difficile che si vada giustamente anche ad intaccare quei capitoli e quindi ci troviamo di fronte a dover fare anche delle scelte perché sicuramente non si va a toccare quei capitoli legati alle famiglie più fragili, alle scuole e così via. È molto complesso, dirò la verità, tra l'altro noi fino al 2028 abbiamo ulteriori tagli di 30.000 euro all'anno, quindi da quest'anno già fino all'annualità del 2028 ho un ammanco annuale di altri 30.000 euro legato appunto a questi famosi tagli che vengono fatti, che sono un po' particolari e complessi anche da spiegare, che hanno messo in atto proprio per tagliare, diciamo, anche delle risorse a quei comuni attraverso un calcolo che loro hanno fatto in base anche ai fondi del PNRR che abbiamo preso. Quindi io ho un ammanco di 30.000 euro all'anno di tagli che vengono fatti ulteriormente. Quindi è veramente una situazione complessa, per quello che io mi auguro insomma che l'ANCI batta i pugni sopra la tavola e che riesca a darci una risposta, perché ripeto, siamo davvero in tanti che abbiamo opere pubbliche in corso e non possiamo continuare a vivere nell'incertezza, anche perché non possiamo trovarci in fase di redazione del bilancio nel non sapere e nel non riuscire a fare un minimo di programmazione, che è sempre più difficile. Sindaco, lei nello specifico per quanto riguarda la sua realtà, il suo comune, a che cosa deve rinunciare? Cioè che cosa ha messo nel cassetto a fronte di tutti questi tagli per continuare comunque a dare i servizi essenziali ai suoi cittadini? Allora, una politica che io ho sempre tenuto è quella di non mettere le mani in tasca ai miei cittadini, nel senso che già in questi anni con le bollette impazzite, con tutta una serie di aumento di costo della vita,
non è giusto che siano sempre i cittadini a dover pagare, e quindi abbiamo sempre cercato di calibrare anche quello che potevano essere le scelte. È chiaro che andremo a rivedere sull'aspetto dei lavori pubblici, nel senso che come dicevo prima, non vado di sicuro ad aumentare costi a carico delle famiglie, ma andrò a tagliare lì dove dovrò tagliare interventi alla manutenzione stradale piuttosto che altri tipi di interventi legati all'aspetto dell'edilizia, anche perché noi in questi anni abbiamo investito molto e stiamo investendo molto sull'edilizia scolastica. Quel filone continua ad essere prioritario, però mi viene in mente la cosa più banale, ripeto, potrebbe essere quella della sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica piuttosto che l'asfaltatura delle strade. È brutto da dire, però da qualche parte bisogna pur tagliare, quindi se dovessi trovarmi in quelle condizioni, quelli saranno i settori più messi da parte, ecco. Anche perché, ripeto, il sociale assolutamente no, si sta investendo molto, si sta facendo molto e quindi questo settore sicuramente non sarà toccato. Noi siamo la prima linea in tutti i fronti e vi porterei qui con me qualche giorno a sentire quelle che sono poi anche le esigenze dei cittadini e a capire la difficoltà nell'amministrare un comune e quelli che sono veramente i problemi, che spesso magari non si vedono, ma vi posso garantire che ce ne sono davvero molti. Forse è presto per parlarne, forse no, ma alla luce di tutto quello che ci siamo detti, in vista delle festività natalizie si cercherà di tagliare anche lì, o la collaborazione dei commercianti e delle associazioni vi aiuterà comunque a regalare un Natale luminoso? Cioè, avete già iniziato a pensarci? Ma allora, devo dire che noi abbiamo veramente un tessuto associativo davvero fantastico e io dico per fortuna, parlando anche con diversi colleghi di varie parti d'Italia, ce lo riconoscono questo, cioè l'associazionismo nei nostri paesi è davvero forte. Noi con il Natale ci stiamo già pensando, ci siamo già trovati anche con le associazioni per condividere, come facciamo ormai da qualche anno, un calendario degli eventi, e devo dire che tutti si sono messi a disposizione per continuare nonostante anche quelle che sono le difficoltà che le associazioni incontrano. E guardate che anche al giorno d'oggi trovare disponibilità di gente che fa del volontariato, che si presta, che si adopera, che sacrifica il proprio tempo e la propria famiglia per delle attività e delle manifestazioni, si fa fatica veramente a trovare. Queste persone sono veramente straordinarie e devo dire che noi nei nostri comuni stiamo facendo un grosso lavoro con le associazioni che spesso e volentieri ci danno anche una grossa mano nell'andare anche a sopperire lì dove magari l'amministrazione pubblica fa fatica ad arrivare. Quindi su questo si sta facendo un grosso lavoro e su questo noi non finiremo mai di ringraziare insomma tutta questa disponibilità di questa gente. Un ultimissimo flash, Sindaco, quanto personale vi manca nel comune per farlo funzionare? Funziona già, perché sappiamo insomma che poi chi c'è lavora in modo assiduo, preciso, ma per essere davvero al top quanto personale vi manca all'appello? Io ho bisogno almeno di altre 3 persone, adesso noi indiremo anche un ulteriore bando per un impiegato amministrativo per quanto riguarda la parte legata al commercio, però potrei aprirti il fronte della polizia locale piuttosto che il dramma nel trovare operai comunali, quindi quelli che noi in maniera magari brutale chiamiamo stradini, ecco, conosciuti però questo è veramente un dramma. Per non parlare poi del tema dei segretari comunali, anche qui potremmo aprire un'altra parentesi e continuare a parlare per ore. Ormai, e purtroppo dico, lavorare anche nell'amministrazione pubblica non è più quel posto che faceva gola a molti, e quindi si fa davvero fatica a trovare personale anche che partecipi ai concorsi, ai bandi. C'è da dire anche dall'altro lato che anche le paghe forse dovrebbero essere un po' più adeguate e quindi nel nostro tessuto economico anche il privato dà molto di più rispetto a quello che adesso o una volta dava al pubblico, quindi un po' la carenza di personale che manca in generale, un po' anche l'aspetto economico, questo ci sta mettendo sicuramente in difficoltà. Non a caso stiamo facendo dei ragionamenti anche con comuni limitrofi
per esempio con la polizia locale, cercare di andare ad aiutarci e ad accorpare anche quelle che possono essere i settori che magari più si prestano per degli accorpamenti, ecco, questo sì. Allora Sindaco, ci diamo appuntamento tra un po' e facciamo solo uno spazio dedicato al tema personale, magari con qualche altro suo collega, vediamo qual è la situazione, perché sappiamo essere un punto molto molto complicato questo per voi comuni, alla luce poi di tutte le pratiche burocratiche che vanno affrontate anche e non solo per il PNRR. Grazie a Mattia Perencin, Sindaco di Fara di Soligo, buon lavoro e torneremo appunto presto ad aggiornarci con lei. Grazie Sindaco, grazie davvero. E allora, in attesa di collegarci con Carlo Alberto Inghilleri per la sentenza che abbiamo seguito in diretta del processo per la morte di Davide Rebellin, e poi andremo anche da Lina Paronetto che ci parlerà dell'ennesimo furto in un negozio a Treviso, con i ladri che nella fuga prendono a pugni i 2 dipendenti e spruzzano loro dello spray al peperoncino. Continuiamo a parlare di furti, questa volta furti in abitazione nella Marca trevigiana tra Saletto, Breda, Biancade. L'abitazione di una giovane coppia lungo l'argine del Piave è stata razziata, preziosi ed elettrodomestici, il bottino, c'è soprattutto tanta rabbia. Siamo venuti in cerca di posti tranquilli per non avere problemi e alla fine i problemi vengono sempre in cerca per colpa di persone che non hanno scrupoli, non hanno sentimenti. Diego Bozzetto è il vicino di casa di Francesca e Virgilio, giovane coppia residente in via Argine a Saletto di Breda di Piave, la cui casa è stata razziata dai ladri che sono entrati in azione intorno alle 19:30 staccando l'elettricità e strappando i cavi di un faretto che illumina il retro dell'abitazione, in cui si sono intrufolati approfittando di uno scuro lasciato aperto. È bastato a quel punto forzare la finestra. Una volta all'interno hanno cercato dappertutto soldi e preziosi, come racconta il vicino subito allertato dalla coppia. Siamo arrivati il prima possibile e dentro casa era tutto ribaltato, mobili aperti, oggetti rotti, sembrava che avessero cercato nei punti giusti ma con modi veramente beceri. Troppo sconvolti per raccontarci l'accaduto, i 2 giovani lasciano che sia il vicino, volontario di protezione civile, a riferire il colpo subito e lo shock che ne è seguito. Spariti alcuni preziosi, in particolare una collana d'oro, un caro ricordo di famiglia, ma anche degli elettrodomestici, un videocitofono, la friggitrice, la piastra per i capelli, prodotti per il corpo, lasciando dietro di sé anche parecchi danni. Avevano un aspirapolvere a muro, l'hanno completamente smurato, hanno fatto dei buchi sul muro per tirarlo via. Dei mobili in camera da letto quasi sradicati, cassetti divelti, veramente un disastro. Il pezzo di aspirapolvere appoggiato alla casa è stato recuperato nel campo sul retro, un'area abbandonata da dove i ladri sono probabilmente arrivati e anche fuggiti, come provano la rete piegata e l'erba alta schiacciata. Qui dietro è andata a rifugiarsi, spaventata, anche la gatta, che era in casa al momento del furto e che fino a notte fonda non si è fatta trovare neppure dai suoi padroni, spaventati che i malviventi le avessero fatto del male. Francesca e Virgilio hanno presentato denuncia ai carabinieri di Maserata e intanto gli episodi si susseguono. 2 notti prima a Pero, in via 11 febbraio, un tentativo di furto è stato sventato dall'allarme. Nella stessa sera di Saletto, a Biancade, in via Collalto, ladri arrampicati lungo la grondaia messi in fuga dai proprietari di casa. Fondamentale tenere alta l'attenzione. Cerchiamo tra vicini di aggiornarci quando andiamo via, così uno controlla la casa dell'altro, più per stare tranquilli. Più che altro, più che i beni materiali, sono i beni affettivi quelli che fanno male. E allora, come promesso, andiamo subito fuori dal Tribunale di Vicenza con Carlo Alberto Inghilleri per la sentenza che abbiamo seguito in diretta nel processo per la morte di Davide Rebellin. Buongiorno Carlo e buongiorno al tuo ospite. Sì. Buongiorno Francesca e buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo davanti al Tribunale di Vicenza dove, come dicevi tu pochi istanti fa e ve l'abbiamo fatta ascoltare, è andata di scena la sentenza per la morte del campione di ciclismo Davide Rebellin. C'è da dire che il camionista tedesco Wolfgang Rieke è stato condannato a 4 anni e alla revoca della patente. Ci troviamo con l'avvocato Davide Picco, legale della famiglia Rebellin, e vogliamo innanzitutto capire come commenta questa sentenza.
Allora c'è stata questa sentenza, come avete detto voi, di 4 anni di reclusione con revoca della patente. Sono state riconosciute le attenuanti, le circostanze attenuanti generiche e le attenuanti del risarcimento del danno. Da parte mia, da parte della famiglia, sostanzialmente c'è una presa d'atto. Ci aspettavamo una pena più pesante rispetto a quella che era stata concordata in sede di patteggiamento, che era di 3 anni e 11 mesi. Di fatto è solamente un mese in più. Magari ci aspettavamo una pena un po' più pesante, ma comunque, visto quello che è successo, visto insomma la morte di Davide Rebellin, poco cambia che siano 4, 5 o 6 anni, quindi insomma sostanzialmente da parte della famiglia c'è una presa d'atto di quello che è successo. Ecco, ricordiamo che il camionista tedesco Wolfgang Rieke il 30 novembre del 2022 travolse e uccise purtroppo Davide Rebellin, il campione di ciclismo veneto, a Montebello Vicentino, proprio in prossimità di un ristorante. Ebbene, in un primo momento si fermò, poi però ripartì per la Germania, e questo ha fatto sì che l'accusa nei suoi confronti sia di omicidio stradale aggravato dalla fuga. Il 23 di maggio di quest'anno il camionista tedesco, che fino ad allora aveva partecipato alle udienze qui in Tribunale a Vicenza, messo agli arresti domiciliari nel Trevigiano, purtroppo è stato colpito da un ictus ischemico e da allora è tornato in Germania. Quindi Wolfgang Rieke, imputato in questo processo, oggi non era presente. C'erano invece i familiari di Davide Rebellin, c'era la mamma, c'era una nipote, che però non hanno voluto fermarsi a commentare. Lo fa lei, avvocato, per loro? Sì, come ho detto, la famiglia anche in questa occasione ha tenuto un profilo basso, no? Loro chiedevano che si tenesse un giusto processo, che fosse fatta giustizia, hanno preso atto di quella che è la sentenza. Lei pensa che sia una sentenza, cioè ci si aspettava qualcosa di più, qualcosa o è in linea con le attese? Ma forse, come ho detto prima, magari qualcosina in più, visto che insomma era stato rigettato un patteggiamento di 3 anni e 11 mesi. Ovviamente il Tribunale è legittimo che prenda un'altra decisione, perché il patteggiamento è stato rigettato dal giudice delle indagini preliminari. Ci si aspettava qualcosa di più, ma agli effetti pratici poco cambia, quindi insomma accettiamo questa sentenza, poi leggeremo anche le motivazioni. Ci si ferma qui? O si va in appello? Beh, questo lo deciderà ovviamente, noi non eravamo costituiti parte civile, quindi non abbiamo potere di proporre appello, lo deciderà il pubblico ministero eventualmente, e la difesa se proporre appello. Bene. Io direi che per il momento qui dal Tribunale di Vicenza è tutto. Avete sentito poco fa la sentenza, la Corte che pronunciava la sentenza di condanna del camionista Wolfgang Rieke, 63 anni, che il 30 novembre del 2022 a Montebello Vicentino ha travolto e ucciso il campione di ciclismo veneto Davide Rebellin. Una pena di 4 anni e revoca della patente. Direi che qui da Vicenza è tutto. Restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Carlo Alberto Inghilleri, grazie naturalmente anche per il supporto tecnico a Andrea Benetti, e grazie naturalmente anche all'avvocato. E adesso subito a Treviso per il furto, ve lo avevo anticipato, in uno store, siamo in Viale della Repubblica con tanto di spray al peperoncino contro 2 dipendenti. Buongiorno Alina Paronetto insieme a Simone Merlo. Buongiorno Francesca, eccoci qua, sì, siamo in diretta da Viale della Repubblica con Simone Merlo, siamo proprio davanti al New Store, conosciuto da tutti quelli che sono di passaggio qui in strada Ovest a Treviso, gestione da parte di cittadini cinesi che sono stati molto gentili, devo dire, ci hanno rilasciato poco fa una breve intervista, anche se hanno preferito non essere ripresi in volto perché purtroppo hanno paura in qualche maniera anche di ritorsioni dopo quello che è successo, perché già in passato è capitato che dopo episodi analoghi e denunce purtroppo qualcuno di loro abbia subito poi degli strascichi, delle conseguenze. Allora, dicevamo, ieri pomeriggio, una domenica affollata naturalmente in quel di Treviso, molti eventi, 3 ragazzi, 3 giovani, non giovanissimi, non parliamo di ragazzini, non parliamo di baby gang, ha specificato la questura, parliamo di 20-30 anni, sono entrati qui nello store, i dipendenti li hanno in qualche maniera riconosciuti
conosciuti, nel senso che hanno individuato dei soggetti che già un paio di mesi fa avevano rubato del materiale. Li hanno tenuti d'occhio, quando sono arrivati alle casse questi tre li hanno in qualche maniera fermati, 2 dipendenti, 2 ragazzi e una donna, per cercare di capire se avessero preso appunto del materiale senza pagarlo. Così era, c'è stata una violentissima reazione, sono volati calci e pugni, una colluttazione, tanto che ci sono contati alla fine 3 feriti. Dicevi bene, per guadagnarsi la fuga hanno utilizzato addirittura dello spray al peperoncino. Le conseguenze maggiori ce le ha avute una dipendente e una donna, che ci raccontava prima che si è dovuta sciacquare il viso irritatissimo decine di volte con l'acqua per far passare questa infiammazione. Sono finiti al pronto soccorso, 2 sono ancora a casa con una prognosi di alcuni giorni. Nel tentativo di trattenere questo soggetto, che è scappato ma aveva lasciato qui evidentemente una borsa, è dovuto tornare sui suoi passi, ha fatto a tempo ad arrivare una volante della polizia che ha bloccato questo soggetto. Parliamo di un 23enne di origini straniere, forse nordafricano, ma questo dato poi lo approfondiremo, irregolare sul territorio nazionale, e allora per rapina aggravata è stato arrestato e il questore di Treviso, la dottoressa Alessandra Simone, ne ha disposto l'immediato trasferimento al centro per i rimpatri di Milano e quindi l'espulsione verso il paese d'origine, quindi l'espulsione dal territorio nazionale. Una linea dura anche del nuovo questore, che proprio ieri invece aveva diffuso la notizia dell'avviso orale diramato nei confronti di il 15enne ragazzino di appena 15 anni che la scorsa settimana aveva commesso una rapina ai danni di un coetaneo, poco meno, 14enne, in centro per 70 centesimi, prendendola a schiaffi, per cui una vicenda anche in quel caso molto grave. Lì si parlava di un minore, è stato emesso l'avviso orale, qui si parla di un'espulsione immediata. I fatti ieri, l'espulsione oggi. Non è l'unico fatto di cronaca di questo fine settimana, perché ci sono stati dei furti nel corso dei telegiornali di ieri sera, abbiamo dato conto di colpi in abitazione purtroppo, ma anche ai danni di esercizi commerciali ci sono stati altri episodi. Piazza Trentin, centralissima piazza di Treviso, a 2 passi dal comando dei carabinieri e dal municipio, c'è stato un furto di notte sabato in un bar con un ladro o più che si sono introdotti al caffè d'arte, portando via a fondo cassa 800-900 euro di bottino e addirittura una quindicina di bottiglie di alcolici, per cui lo sappiamo, esercizi commerciali presi purtroppo di mira. Ce lo confermavano anche qui il personale, i titolari del New Store, purtroppo dicono anche gli atti di violenza, l'aggressività dei clienti in questi ultimi anni è aumentata e c'è da fare i conti con questo nuovo stato di cose. Per ora direi che è tutto. Qui da Viale della Repubblica con Simone Merlo restituiamo la linea allo studio. Grazie davvero a Lina Paronetto insieme a Simone Merlo per averci raccontato non solo l'episodio al New Store, ma quelli che sono stati proprio gli ultimi episodi di cronaca a Treviso. E adesso noi cambiamo argomento, parliamo di Alzheimer, ma non solo, perché ISRA ha messo in campo un'iniziativa gratuita molto importante per check-up gratuiti, appunto, per accogliere quelli che potrebbero essere dei segnali d'allarme sul fronte Alzheimer. Ne parliamo insieme a Silvia Vettora, responsabile del centro specialistico demenza di ISRA. Grazie e buongiorno per essere con noi, dottoressa. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto cerchiamo di inquadrare quella che è la tematica e quindi quali sono i numeri veneti e magari calati anche sulla realtà provinciale per quanto riguarda le demenze e poi l'incidenza dell'Alzheimer in questo conteggio. I casi di demenza stimati ad oggi in Veneto sono circa 67.000 ed è importante sottolineare che circa 60% tra questi casi sono casi di demenza di tipo Alzheimer. Prevalentemente colpiscono il sesso femminile con un rapporto decisamente più alto rispetto ai maschi, però un altro dato fondamentale è che ci sono circa 2.500 casi in Veneto di demenza ad esordio presenile, ossia prima dei 65 anni. Mediamente che età? Possono esordire attorno ai 55, le forme più frequenti di demenza proprio la chiamano ad esordio precoce.
la maggior parte di questa è una demenza di tipo non Alzheimer e una parte minore invece è proprio la demenza di Alzheimer che esordisce prima. Quindi è una situazione di allarme, ma mi sento anche di dire di maggiore consapevolezza rispetto a quelli che sono alcuni anni fa. Quindi tante attenzioni in più, tanta attenzione a una diagnosi precoce. Il nostro territorio da questo punto di vista è un territorio virtuoso perché riesce ad intercettare precocemente molti casi e a dare proprio una presa in carico che parte dalla diagnosi nel centro specialistico di Borgo Cavalli alla presa in carico, dove anche grazie a ISRA riusciamo ad avere una serie di servizi preziosi per la famiglia oltre che per il malato. Ecco, poi entreremo proprio nel merito di quella che è l'iniziativa di ISRA. Certo. Questi sono i dati veneti che immagino abbiano una corrispondenza anche a livello provinciale. Sì, a livello provinciale siamo attorno agli 11.000 casi che vengono poi registrati annualmente, anche qui con un'incidenza maggiore per quanto riguarda il sesso femminile, che è più longevo ma anche più fragile, quindi vive mediamente una donna 4-5 anni in più rispetto ad un uomo, raggiungendo anche un'età media di speranza di vita di 85 anni, però sono anni passati con maggiori fragilità, anche dal punto di vista cognitivo. Verrebbe da dire, immagino che se lo stiano domandando anche le signore che ci stanno guardando da casa, fragilità ma anche maggiori incombenze che nella vita di una donna pesano nella gestione familiare, lavorativa, magari dei figli, dei genitori anziani che vanno in qualche modo a creare questa fragilità. Certo, questo sicuramente, soprattutto per quanto riguarda l'età di mezzo, nel senso che spesso chi si prende cura anche di chi ha una patologia dementigena conclamata è spesso donna. Nel 90% dei casi il familiare, quello che viene chiamato caregiver, è donna, ed è donna in una fascia d'età che mediamente va dai 50 ai 65 anni, quindi in uno spazio di vita in cui la donna è carica di numerosi ruoli, quello di figlia, a volte quello di madre, quello di donna lavoratrice, quindi questo sovraccarico può portare ad uno stress cronico che è un elemento di vulnerabilità rispetto anche allo sviluppo di patologie in età più avanzata. Però mi sento anche di dire che una varietà di ruoli e di esperienze nella vita è considerato uno dei fattori protettivi. Recentemente l'Anset ha proprio pubblicato 14 fattori protettivi su cui si può intervenire per ridurre fino al 40% il rischio di sviluppare una demenza. E tra questi fattori di cui prenderci cura come allerta c'è anche il controllo ad esempio dell'udito, della vista, la riduzione della sedentarietà, ma c'è anche la promozione di una vita socialmente molto ricca. E questo è considerato proprio un fattore di protezione, quindi più noi siamo coinvolti nel tessuto sociale, più ci mettiamo al sicuro anche verso lo sviluppo di potenziali patologie. E quindi veniamo a queste giornate, Sì. 2 ci sono già state, le prossime sono lunedì, quindi oggi, domani, martedì 15 ottobre e giovedì 17 ottobre. Eccole qui, grazie a Mattia e Fabio in regia. Che cosa succede al cittadino ultra 65enne? L'età per cui è aperto sono da che età? Diciamo dai 65 in più, ma non siamo poi così rigidi, non chiudete per le cui porte non se chiudiamo qualcuno le arriva a porte. 64 anni, Certo. e arriverà appunto gli appuntamenti avranno luogo presso la sala Agorà in Borgo Mazzini 23 a Treviso. Il cittadino che arriva là cosa deve aspettarsi? Allora, il cittadino che ha piacere di cercare di capire come sta funzionando la sua memoria, se ci sono dei segnali di fragilità, di dubbio, di titubanza rispetto alle sue capacità di memoria, può contattarci, incontrerà i colleghi psicologi dell'ISRA che in un 40-45 minuti utilizzeranno alcuni strumenti, dei test validati a livello internazionale, che andranno a valutare la propria capacità di memoria, ma non solo, anche la capacità di ragionamento, di rimanere concentrati e la propria idea rispetto a come funziona la mente, perché abbiamo visto che anche un pensiero ottimista, quindi sono capace, ce la faccio, in realtà mi potenzia le attività di memoria. L'idea invece più autolesiva di dire forse la mia memoria non sta andando tanto bene, è un fattore che la fa peggiorare. Quindi noi dobbiamo cercare di aiutare i cittadini ad avere consapevolezza che il nostro cervello cambia in maniera anche sana e fisiologica, e poi aiutare la persona a prendere
in atto tutti quei comportamenti che possono aiutare ad invecchiare in salute, quindi quelli che appunto accennavo prima. Cosa c'è da aspettarsi? Questo dialogo molto informale, molto sereno con le colleghe psicologhe di ISRA, è gratuito. È un'iniziativa che ha avuto un successo inaspettato, perché abbiamo avuto delle edizioni in numerosi comuni. Treviso, insieme ad altri comuni della Marca, ha aderito al protocollo Città Amica della persona con demenza ormai già da 3 anni, e quindi spesso vengono create queste iniziative anche in collaborazione con il grande sostegno dei comuni. Questa è un ulteriore, e mi sa che dovremmo mettere in calendario altre date, perché abbiamo tante richieste, quindi chiamate, non preoccupatevi se non riusciamo a vedervi subito, ma a breve verranno pubblicate altre date. Laddove dovesse emergere che c'è un qualcosa che potrebbe essere sintomatico di una malattia, di una demenza, nello specifico dell'Alzheimer, cosa verrà detta al cittadino? Perché immagino che ci dovrà essere poi anche una presa in carico. Esatto, e anche una comunicazione delicata, perché insomma avere certi tipi di diagnosi in qualche modo sappiamo quanto spaventa. Certo, naturalmente questo non è un appuntamento diagnostico, certo. E quindi è importante specificare che vengono date delle indicazioni da mettere in atto nella vita quotidiana. Nelle persone viste fino adesso il 95% sta benissimo, però sono persone che vivono uno stato di ansia, e spesso sono familiari che hanno già vissuto la situazione a domicilio, in casa. Quindi c'è un'allerta, una preoccupazione anche preventiva, e noi vogliamo accogliere questa preoccupazione anche dipanando alcuni dubbi che spesso fortunatamente si rivelano infondati. Quando invece cogliamo che c'è una fragilità che merita un approfondimento, inviamo in primis al medico di famiglia. Quindi lasciamo un piccolo, non lo chiamo referto perché appunto non è sanitario, però un promemoria da consegnare al medico di famiglia, che racconta un po' come sono andate le cose. E poi sarà il medico, che è la figura deputata a farlo, ad eventualmente inviare agli organismi di approfondimento di secondo livello. Perché anche laddove, dopo ulteriori approfondimenti e dopo una vera e propria diagnosi di demenza e, come detto nello specifico di Alzheimer, come si vive? Qual è la convivenza con l'Alzheimer? Che, ripeto, sappiamo spaventare molto. Certo, spaventa, e quindi è importante creare una buona cultura, perché la cultura spesso placa anche un po' la paura. La convivenza con questa condizione di patologia non è assolutamente semplice, non voglio banalizzarla, ma rispetto anche a una ventina di anni fa abbiamo tanti strumenti in più, sia dal punto di vista farmacologico, non risolutivo, ma che mi aiutano. Ci sono farmaci che aiutano a rallentare il percorso di malattia e a gestire meglio alcuni sintomi che possono accadere nel corso della malattia. E poi ci sono tantissimi servizi che vanno a potenziare le abilità cognitive. Pensiamo ai laboratori di stimolazione cognitiva che vengono messi in atto nei nostri territori, i centri sollievo, che sono... Prima il sindaco che era in collegamento parlava proprio del virtuoso volontariato. Ecco, mi piace sottolineare che nella nostra provincia 600 persone con demenza sono seguite dai volontari dei centri sollievo. In ogni comune o quasi c'è un centro sollievo gestito da volontari formati, che per un paio di mattine alla settimana possono permettere alla persona con questa patologia di avere un'interazione significativa con altri anziani, e alla famiglia anche di avere degli spazi di sollievo, appunto, dove può dedicarsi anche ad altro rispetto alla cura del proprio caro. E poi, quando la malattia si fa sentire con sintomi più importanti, c'è il supporto dei centri diurni e delle residenze. Non possiamo dimenticare che è un tassello fondamentale e imprescindibile del prendersi cura che noi come società possiamo attuare. La malattia in alcune fasi, in alcune forme e in alcuni tempi difficilmente viene gestita a casa. Quindi abbiamo bisogno del supporto di queste strutture con personale competente e formato. Nelle prime fasi il consiglio e l'indicazione più chiara è quello di rimanere coinvolti, e quindi di non isolarsi e rimanere molto coinvolti in attività anche di relazione, oltre che attività fisica. Ci sono gruppi di attività fisica adattata, quindi abbiamo anche la possibilità di chiedere. I due punti di riferimento sono il medico e l'assistente sociale del proprio comune, che spesso hanno la mappa di quelli che sono i servizi attuabili nel territorio.
Dottoressa, io la ringrazio davvero tantissimo perché non solo abbiamo parlato di questa importante iniziativa, non solo ci ha annunciato che ci saranno ulteriori date, ma ci ha anche aiutato a capire un po' di più che cos'è la demenza, che cos'è l'Alzheimer e come affrontarlo, sapendo che si ha davanti un percorso non facile, ma che c'è comunque ancora una vita davanti da vivere. Certo. Grazie davvero Grazie alla dottoressa Silvia Vettor, responsabile centro specialistico demenze di ISRA. L'appuntamento dunque lo ricordiamo oggi, martedì 15 ottobre, giovedì 17 ottobre, per questo colloquio gratuito con le psicologhe di ISRA. Grazie davvero dottoressa, noi ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta, saluto in collegamento il responsabile cyber security di UNICEF, Alberto Mercurio. Buongiorno, ben ritrovato, grazie per essere con noi. Francesca, piacere, ben ritrovata. Allora parliamo di cyber attacchi, nello specifico quelli che si registrano all'interno del mondo imprenditoriale, delle aziende del nostro territorio, proprio perché UNICEF mette in campo nuovamente i corsi rivolti alle aziende per proteggersi da questi cyber attacchi. Ma di che portata stiamo parlando? Di che numeri parliamo, dottor Mercurio? Allora, ci eravamo visti ottobre dell'anno scorso, se non erro, e parlavamo di Italia nel mirino. Lo slogan che in quest'anno sembra prendere molto piega è che Italia è sotto assedio. Cito dei numeri che sono presi dal rapporto CLUSIT, che è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, che vedono in un 2023 un più 65% di attacchi sul territorio nazionale, a confronto di una media globale che si avvicina all'11%, quindi l'Italia sicuramente è molto attenzionata sul tema degli attacchi in questo momento. Ma perché è più allettante, forse il termine, anzi sicuramente il termine più sbagliato, per gli hacker o perché non siamo sufficientemente protetti da questi attacchi? Allora, in questo momento sicuramente la parte del cybercrime la vince rispetto anche ad altri fenomeni tipo la delinquenza che noi siamo più abituati a conoscere, anche perché le velocità in gioco sono 1 per chi difende e 7 per chi attacca, quindi c'è una disparità di velocità nelle azioni. E sicuramente l'Italia gode di una grande diffusione del digitale, quindi siamo 18esimi su 27 paesi della comunità europea, ma purtroppo siamo 25 su 27 per diffusione delle competenze. E quindi c'è ancora molto lavoro da fare sul tema delle competenze, che sono un piede importantissimo rispetto alla cyber security. Che cosa succede ad un'azienda nel momento in cui subisce un attacco hacker? Allora dipende, intanto sarebbe fondamentale che un'azienda si rendesse conto di cosa è successo, cosa che non è da sottovalutare. Molto spesso per capire cosa è successo al mio sistema informativo, alla mia azienda che è messa sotto assedio, impiega molto più tempo del necessario, del dovuto per capire. È vero anche che rispetto a un anno fa, dal punto di vista dell'osservatorio che ho, sicuramente il lato negativo è la percentuale degli attacchi, ma devo dire anche che le aziende si stanno molto muovendo, stanno molto lavorando sulla consapevolezza e sugli ambiti che quando si parla di cyber security sono sicuramente la parte tecnologica, sicuramente la parte dei processi e anche un aspetto che riguarda la formazione delle risorse umane, che sono al 95% il motivo per cui succede un attacco. Una cosa che sta succedendo sul territorio nazionale, entrerà in vigore il 18 ottobre prossimo, è che il sistema paese deve innalzare il proprio livello di competenza e di consapevolezza, per cui partirà una cosa che viene chiamata in questo momento NIS2, che colpisce alcuni settori essenziali e critici e che permetterà e renderà obbligatorio adeguarsi a alcuni standard base per la cyber security. Quindi non dovranno più essere iniziative esclusivamente o della singola azienda o del singolo ente, o come nel vostro caso per quanto riguarda UNICEF, ma qualcosa di più strutturato che parta a livello nazionale? Assolutamente sì, la comunità europea si è resa conto che era il caso di lavorare su questi aspetti. Come è successo per la privacy, ci sarà un'occasione di efficientamento legata al mondo dei sistemi informativi, e però si portano dietro, e quindi la responsabilità non può ricadere solo in chi queste cose le gestisce all'interno dell'azienda dal punto di vista della parte informatica, ma deve esserci un coinvolgimento della parte operativa, della parte amministrativa, della parte risorse umane.
Mi piace ricordare che il mondo della produzione in questo momento, quindi delle macchine che producono, in questo momento è molto sotto la lente di ingrandimento, perché in ambito di sicurezza produttiva veramente c'è ancora molta strada da fare, più di quanto non ci sia sulla parte di uffici. Quindi il mondo dell'OT, della sicurezza operativa, rimane ancora molto aperto. 69 ore di lezione, l'80% delle quali da remoto. L'Executive Master in Cyber Security è iniziato l'11 ottobre, continuerà fino al 13 dicembre. I partecipanti che cosa impareranno? Come verrà articolato come verranno articolati questi corsi? Allora, siamo già alla quarta edizione e rispetto alla prima edizione abbiamo dovuto evolverci, perché ricordiamoci che queste cose, la tecnologia si può solo inseguire, e quindi invitiamo le persone che in azienda impattano sui temi della cyber security a lavorare sulla parte di governance. Non è un corso sulla parte tecnologica, è un corso sulla governance, sulla relazione ad esempio anche con gli altri colleghi e anche sulle parti ad esempio di comunicazione e di gestione messa a terra dell'ambito della cyber security. Per fare un esempio, dalla mia esperienza vedo che molto spesso chi segue la tecnologia in azienda ha l'ansia da foglio bianco, perché non è in grado di scrivere delle procedure, delle policy che rimangano patrimonio per l'azienda, e quindi è tutto un po' nella sua testa. Ecco, si tratta di fare uno scatto, e quindi il master vuole, facendo fare molta pratica, lavorando su un project work, lavorando su alcuni laboratori pratici, vuole fare esperienza per far capire cosa accade in un momento di attacco e quali sono le misure che l'azienda dovrebbe aver preventivamente messo in piedi, sfruttando le competenze tecniche anche della parte IT, dovrebbe aver messo in piedi per fare in modo che tutto l'ecosistema dell'azienda possa essere cyber security compliant. Solo le grandi aziende o anche le piccole realtà che spesso caratterizzano il nostro territorio sono nel mirino dei cyberattacchi? È una questione non tanto di dato più o meno importante, è una questione di conversione economica, quindi siccome molte aziende piccole del territorio sono delle eccellenze e lavorano molto con aziende più grandi, sicuramente sono attenzionate anche le aziende piccole, che devono iniziare a fare delle riflessioni e delle messe a terra molto operative sul tema della cyber security, anche confrontandosi con i fornitori e con gli operatori che la utilizzano. Cioè la parola chiave è quella di formare il personale alla fine. La parola chiave è quella di consapevolezza e di fare attività di formazione, perché molto spesso bastano degli accorgimenti anche banali per ridurre la percentuale di rischio. Che poi sono gli accorgimenti che anche noi semplici cittadini dovremmo adottare nel momento in cui ci arriva le cosiddette truffe online, nelle quali spesso si cade vittime perché si è attratti da quella proposta, da quell'avviso che ci incuriosisce, che ci porta a cliccare quel link che poi sappiamo bene magari ci porta via dei dati. Dal punto di vista proprio della sicurezza in generale, per quanto riguarda anche il cittadino, che consigli si sente di dare, dottor Mercurio? Allora, sicuramente è importante sapere che chi vuole attaccare lo fa in momenti opportuni per farlo, quindi solitamente quando siamo anche più distratti. Nelle aziende succede il venerdì pomeriggio, il weekend. Per il cittadino magari il momento in cui si pensa possa essere distratto. Sicuramente è quella di non sentirsi obbligati a cliccare, quindi il suggerimento è quello di non sentirsi obbligati a cliccare, e di capire che spesso se ci chiedono come azione un unico gesto, quindi un click, e non ci danno opportunità di fare contatto, di dare conferme in altro modo, solitamente dietro a quell'azione in cui vengo in qualche modo obbligato a fare si nasconde in realtà una volontà criminale, e quindi prendiamoci il tempo per fare un pensiero in più rispetto a quell'azione. Insomma, sempre occhi aperti e sempre essere a dubitare su quello che arriva, fare un controllo in più prima di cliccare. Sì, considerate che molto spesso la banca non mi chiama direttamente dal mio numero di cellulare, ma solitamente fa delle azioni incrementali per entrare in mio contatto. Se ho il dubbio che sia la banca, magari non rispondo e faccio un tentativo di chiamare la mia banca chiedendogli informazioni e conferme rispetto di essere stato contattato. Ecco, ponetevi una domanda in più, se posso permettermi, rispetto a una domanda in meno. Molto spesso può essere la chiave per evitare grossi problemi.
Allora ricordiamo questo master in cyber security organizzato da UNICEF fino al 13 dicembre, 24 appuntamenti. C'è ancora qualche posticino libero, dottor Mercurio? Allora assolutamente sì, però essendo partiti venerdì vi chiedo, se ci fosse qualcuno interessato, di contattarci ai numeri di UNICEF e sicuramente troveremo il modo di farvi partecipare. Grazie davvero ad Alberto Mercurio, responsabile Cyber Security UNICEF, e torneremo presto ad aggiornarci con lei per ulteriori approfondimenti. Grazie davvero dottor Mercurio, a risentirci. Grazie, buona giornata. Grazie davvero, e noi torniamo alla cronaca. Tragedia agli europei, Gravel di Asiago 2024, un malore è stato fatale per Silvano Gianes, 69 anni, ciclo amatore italiano, molto noto soprattutto nel suo Trentino, ma capace anche di conquistare numerose maglie iridate master. È caduto a terra esanime dopo 3 chilometri del percorso. Un evento drammatico ha scosso gli europei di Gravel ospitati sull'altopiano di Asiago. Un malore è stato fatale per Silvano Gianes, 69 anni, cicloamatore italiano molto noto soprattutto nel suo Trentino, ma capace anche di conquistare numerose maglie iridate master. L'uomo è caduto a terra dopo 3 chilometri del percorso, è stato immediatamente soccorso dal medico rianimatore, ma non c'è stato nulla da fare. Prima di dedicarsi al ciclismo, Gianes era stato un promettente calciatore con un provino anche per la Fiorentina, ma un infortunio al ginocchio lo aveva portato verso la bicicletta come parte della sua riabilitazione. Da quel momento la sua carriera in sella è decollata, diventando uno dei pionieri della mountain bike a livello nazionale. Tra strada e mountain bike, Gianes aveva vinto 10 mondiali, 5 titoli europei e 40 tricolori. È stato un professionista in tutto per tutto, in primis per la grande costanza negli allenamenti, spesso al fianco di campioni come Moser e Simoni. A 60 anni il veterano aveva deciso di dire basta alle competizioni agonistiche, restando sempre attivo per l'insegnamento del ciclismo ai giovani. Anche l'Unione Ciclistica Europea ha voluto ricordarlo e in segno di rispetto gli organizzatori hanno sospeso tutte le prove amatoriali, proseguendo solo con l'assegnazione dei titoli tra gli elite. E noi siamo ormai in chiusura, vi ricordo velocemente con la grafica il sondaggio di oggi: scontro nel governo, giusto tassare le banche, 0422 16 26691 se la risposta è sì, 0422 16 26690 se la risposta è no. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring in diretta a partire dalle 21, ospiti Elena Donazzan, europarlamentare di Fratelli d'Italia, Gian Antonio D'Arè, ex europarlamentare e già segretario National Lega, e poi Arturo Lorenzoni, speaker dell'opposizione in Consiglio regionale del Veneto, Cristina Andretta, vice coordinatrice di Forza Italia Treviso, Moreno Parin, coordinatore dell'Associazione Gestori Carburanti Treviso. E poi questo è dunque l'appuntamento, Ring a partire dalle 21 in diretta su Antenna 3. Io ora vi lascio la sigla al meteo e poi a seguire il documentario Borgo Italia e poi il film La Notte. Grazie ancora ai miei registi, buon proseguimento di giornata a tutti voi.